Come anticipato nell'edizione di ieri, Giovanni Taormina è un nuovo calciatore dell'Akragas ed è stato presentato alla stampa nei locali dello Stadio Seneto. Contro il Geraci ci sarà, sicuramente, ma per un giocatore che arriva ce n'è un altro che fa le valigie. Si tratta del centrocampista palermitano Bartolomeo Caronia, che in stagione aveva segnato 4 reti in biancazzurro ed approda al Mazzara. Per lui si tratta di un ritorno in maglia canarina e proprio ieri è stato presentato nella città marinara del Trapanese, insieme ai nuovi arrivati il portiere Iacono, Giardina, Erbini e Paladino. Ritornando a Geraci, la compagine madonita è allenata da Claudio Grimaudo ed è l'attuale terza forza del campionato, appena 2 punti sotto l'Akragas. In stagione ha ottenuto 7 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi ed il suo migliore marcatore è Gioacchino Serio con 4 reti, seguito a ruota da Alessio Grimaudo con 3. È una delle squadre meglio attrezzate del girone ed applica un gioco aperto e molto veloce. Tra le fila del Geraci spicca un ex biancazzurro, il difensore Rosario Chiassesi, la scorsa stagione in forza all'Akragas di Giovanni Falsone. La gara del Seneto verrà diretta da Guido Jacopetti di Pistoia, assistenti Cristiano Tina di Siracusa e Rosario Blanco di Acireale. Se si guarda all'Esseneto con particolare attenzione, anche a Ravanusa, dove saranno in scena Canicati e Dattilo, c'è molta curiosità su ciò che potrà maturare alla fine dei 90 minuti. Il Canicati vuole vincere per accorciare la classifica. Il Dattilo invece non vuole perdere l'imbattibilità stagionale e naturalmente la prima posizione. L'altra Agrigentina, infine la Pro Favara, sfiderà fuori casa il Castellammare, squadra scorbutica e combattiva. Sulla strada dell'Agragas è una squadra che si trova sotto 2 punti, una squadra molto tecnica, qualcuno dice che è anche superiore all'attuale capolista Dattilo. Tu che ne pensi? Beh, sono tanti punti di vista, tutti apprezzabili, tutti rispettabilissimi. Sta di fatto che è una buonissima squadra, non a caso si trova lì. Vero è che loro dichiarano che non hanno fatto squadra a vincere perché si devono consolidare, ma potrebbe anche essere una bugia. Una squadra che si trova lì, il piacere viene mangiando, si dice, no? Quindi loro, a parte che sono veramente una squadra strutturata in tutte le parti, va rispettata. Noi siamo al secondo posto, quindi non dico che esprimiamo qualcosa di più perché sarebbe sbagliato pensarlo, però noi dobbiamo rifarci da queste prestazioni che sono state al di sotto delle nostre possibilità, senza nessun dubbio. Ci sono delle motivazioni importanti perché poi i campi che sono stati piccoli, quello battuto, ci hanno trovato difficoltà, ma non sono assolutamente giustificazioni. Noi abbiamo qualche carenza nostra personale all'interno del gruppo che non sono in questo momento a cercare giustificazione perché potrebbe essere un'analisi sbagliata nei confronti di una partita che dobbiamo andare ad agguantare, ad affare, a prepararla come abbiamo fatto tutta la settimana per poterla assolutamente vincere. Quindi, però qualche problematica all'interno del gruppo c'è, non psicologicamente, ma qualche piccola carenza, che c'è qualcuno che ha bisogno di ritrovare la giusta lena, quantomeno. E questo non è giustificato, io non giustifico assolutamente le prestazioni, però ora abbiamo 2 gare in casa, con la prima e con la terza, ci si presenta un'occasione su un terreno, speriamo che continui a essere così buone giornate per poter essere consolidato come suolo e così nello stesso tempo potremmo consolidare noi con qualche risultato importante che secondo me questa squadra merita di fare, perché le caratteristiche ci sono tutte, non abbiamo bisogno di stravolgere squadra, ho sentito parlare di mercati eccezionali, la squadra secondo me è buona così com'è, ha solo bisogno di arrivare a un equilibrio generale. Se noi troviamo l'equilibrio generale per poter poi buttare le basi di come vogliamo, di quello che vogliamo fare in campo, diventa tutto molto più facile, perché gente esperta e di qualità onestamente ce n'è. È arrivato Taormina, un giudizio su questo giocatore se lo conoscevate prima? Sì, lo conoscevo, non benissimo, però Giovanni si è fatto conoscere nel giro di 24 ore perché le caratteristiche sono simili a Giovanni Biondo, è un po' più attaccante di Giovanni Biondo,
però in linea di massima si chiamano tutti due Giovanni, hanno più o meno lo stesso ruolo opposto, quindi li possiamo far giocare incrociati col piede opposto o viceversa. Sono due giocatori che si adeguano, che possono essere importanti per il nostro centravanti, che ha bisogno di questi rapidi, vicini per fare scambio di gioco, per fare la giocata di qualità, e quindi secondo me non possiamo fare a meno di migliorare un pochettino. Finalmente arrivi all'Agragas, perché molte volte sei stato sul punto di vestire la maglia biancazzurra, però per un motivo o per un altro non è successo niente. Sì. Adesso ci sono le condizioni. Sì, sì, finalmente è arrivato il momento, diciamo, di poter dimostrare nella squadra della mia città, alla fine, dove sono nato, di dimostrare il valore in casa, perché fuori già ci sono stato abbastanza, era un mio desiderio avvicinarmi a casa e giocare con la maglia della mia città, e sono contento di essere qua. E qui ad Agrigento trovi una squadra nuova e compagni nuovi. Come ti ci trovi in questa prima settimana di allenamenti? Tanti miei compagni li conoscevo già perché abbiamo avuto la fortuna già di giocare insieme in altre piazze. Con tanti quelli che ho conosciuto adesso e quelli nuovi mi trovo benissimo, c'è un grande gruppo, ho trovato una società organizzatissima, una società che ha fame di cambiare e di ritornare a quella che era fino a poco tempo fa. Noi ce la metteremo tutta e questo gruppo ha tutte le caratteristiche per andare a fare un grande finale di campionato. Il tuo ruolo è quello di esterno? Sì, io, come tu ben sai, dato che mi seguivi, sono nato terzino tanti anni fa, stiamo parlando un 15 anni fa e passa. Poi sono stato spostato nelle parti offensive dove ho sempre fatto bene e mi sto trovando bene, specialmente in questa categoria.